Eder. Mac. Pallister. Situazione fuori controllo, Loris ha ricevuto delle accuse durissime, sembra che gli sia stato addirittura detto ti devi sposare o togliti quella bandana, cose veramente inaccettabili. Ma in tutto questo, grazie a questa strategia, Barzan e compagni sono tranquillamente riusciti a far passare in secondo piano gli aspetti che invece erano fondamentali da trattare, ovvero Loris, che sapeva sicuramente che Manuela il 4 aveva incontrato Luis, e Manuela indagata. Di questo non si parla. Non si tratta soltanto di minacce di morte, ma anche di insulti gratuiti e offese subite sia da Loris Bianchi, sia dalla sua futura moglie. Le ingiurie pubblicate sui social hanno raggiunto oltre 400 pagine e sono rivolte specificamente a Loris, il fratello di Manuela, la nuora di Pierina Paganelli, la quale è stata brutalmente assassinata con 29 coltellate nell'ottobre del 2023. Questi attacchi verbali sono stati raccolti dai consulenti legali di Bianchi, che stanno preparando una denuncia dettagliata contro chi si è reso protagonista di tali comportamenti. Loris Bianchi ha personalmente annunciato l'intenzione di intraprendere azioni legali contro gli autori di queste offese. In una dichiarazione, ha sottolineato: "Noi cerchiamo mediaticità? Noi veniamo assaliti quotidianamente dai giornalisti, non è una cosa che noi ricerchiamo. La gente deve capire che siamo stressati dai giornalisti che fanno il loro lavoro, ma spesso cediamo. Molte volte non volevo parlare ma alla fine ho risposto messo alle strette." Queste parole evidenziano la pressione psicologica che lui e la sua famiglia stanno vivendo in seguito a un evento così traumatico. Bianchi ha continuato a spiegare che le minacce continuano ad arrivare e ha espresso incredulità di fronte all'odio manifestato nei suoi confronti e in quello della sua futura moglie, definendo coloro che lo attaccano con termini poco lusinghieri come maiali. Ha quindi deciso di affidare il caso all'avvocato Nunzia Barzan e al criminalista Davide Barzan, i quali stanno preparando una denuncia per perseguire legalmente chi ha diffuso questi commenti sul web. Davide Barzan ha messo in evidenza che Loris è considerato dalla magistratura una persona di fiducia, chiarendo che non è mai stato indagato e che non lo sarà mai. Ha affermato: "Loris non è mai stato iscritto sul registro degli indagati e non lo sarà mai. È fuori dall'inchiesta e non è detto che se viene in televisione deve essere insultato." I professionisti legali stanno quindi raccogliendo tutte le prove, che ammontano a oltre 400 pagine di offese, per assicurarsi che ogni individuo responsabile venga perseguito. Questo sviluppo si inserisce in un contesto più ampio riguardante l'omicidio di Pierina Paganelli, il cui caso continua a tenere alta l'attenzione mediatica. Oltre alle indagini sull'assassinio della 78enne, emergono anche nuovi filoni legali. Nei mesi scorsi, infatti, i legali dei figli della vittima, gli avvocati Monica e Marco Lunedei, avevano presentato una denuncia contro due youtuber, accusati di aver diffuso un audio in cui si possono udire le grida di Pierina durante l'orrore che aveva luogo nel seminterrato di Via del Ciclamino. Inoltre, è stata presentata una denuncia per diffamazione contro l'avvocata Chiara Rinaldi, difensore di Valeria Bartolucci, per alcune affermazioni ritenute denigratorie nei confronti di Nunzia e Davide Barzan, fatte durante delle trasmissioni televisive e sui social. La situazione si è complicata ulteriormente quando Valeria Bartolucci, moglie di Luis da Silva, il principale indagato per l'omicidio, ha denunciato Davide Barzan per presunto esercizio abusivo della professione legale. Anche da Silva, attualmente in carcere, ha querelato Barzan e sua sorella Nunzia per infedele patrocinio. Queste accese dispute legali avvengono in un contesto di indagini prolungate sull'omicidio di Pierina e, nello scorso novembre, si è anche giunti alla conclusione delle indagini preliminari nei confronti di Valeria Bartolucci, accusata di minacce aggravate nei confronti di Manuela Bianchi, l'ex amante di suo marito, in un contesto già teso e pieno di attacchi reciproci. Nel complesso, questa complessa vicenda legale e mediatica mette in luce non solo le conseguenze devastanti di un omicidio e delle sue ripercussioni sulla vita privata delle persone coinvolte, ma anche le dinamiche tossiche e distruttive che possono manifestarsi nei social media, dove l'odio e la cattiveria sembrano amplificarsi in modo preoccupante.
sono delle minacce ancora più gravi, naturalmente, minacce di morte, minacce di essere presenti il giorno del suo matrimonio per far sì, insomma, di rovinare la festa di Loris. Speriamo che qualcuno che augura il giorno del matrimonio a Loris 100 di questi giorni non venga preso per un altro stalker. Anche io vorrei essere al matrimonio di Loris, ma non per rovinarglielo, ma per mangiare. Sicuramente noi abbiamo raccolto oltre 450 pagine web al momento e questi soggetti verranno assolutamente denunciati. Così capiscono cosa vuol dire affrontare un processo penale, che questi leoni da tastiera forse non sanno e non si rendono conto che le opinioni sono sempre ben accette. L'importante è che non sono assolutamente offensive della reputazione, ma anche, voglio dire, di quello appunto che è successo, perché Loris è totalmente estraneo al momento, ma rimarrà tale all'omicidio di Perina Paganelli. Quindi questo odio social purtroppo aumenta giorno dopo giorno. Figurati, ieri dopo la trasmissione ancora continuano questi gruppi, ma sia, voglio dire, gruppi Facebook che gruppi in questi canali YouTube, quindi continuano ad offendere anche l'onore e la reputazione di Loris Bianchi. Allora, vediamo. Naturalmente, anche se Loris è quello che ha detto giustizia è fatta davanti alla morte di una povera anziana, non va offeso. Però bisogna anche avvisare Barzan del fatto che spesso gli utenti dei canali YouTube sono stati denunciati, e questo è successo in merito al caso di Denise Pipitone, al caso di Anna Parisi, al caso di Liliana, e devo dire che finora a nessuno di loro è successo nulla, sono ancora lì a fare quello che hanno sempre fatto. In ogni caso, Barzan, parliamo di cose attinenti all'omicidio di Pierina. Ad esempio, cos'è dirimente, la retroflessione, il colore, l'altezza non conta niente? Monteremo assolutamente venerdì questa anticipazione di consulenza da parte dei super periti che mi dicono, e quindi a me sembra veramente inverosimile, ma anche al nostro ingegnere di parte, l'ingegnere del Cesta, che possono calcolare l'altezza di un ignoto senza che di fatti alla persona ignota che passa alle 22, 16 e 50 secondi si vedono i piedi. Quindi mi devono dire come fanno a calcolare l'altezza, che non è realmente discriminante, perché il GIP nei quesiti per l'incidente probatorio è stato chiaro, è stato assolutamente chiaro, è discriminante il colore della pelle e la retroflessione della spalla destra, perché l'altezza è stata sempre di difficile purtroppo individuazione. Ecco, mettiamola così. Al di là che noi abbiamo fatto un lavoro veramente egregio che porteremo in aula venerdì, e sicuramente chiederemo che l'esperimento giudiziale continui, perché a nostro avviso i periti hanno errato nel calcolo dell'altezza. Se Battiato ti dava ragione era tutto a posto, ma se Battiato ti va contro non capisce un tubo. E invece io vorrei sottolineare che la retroflessione avviene quando l'ignoto scende lo scalino, quindi è un movimento normale del busto, del corpo. E vorrei anche sottolineare in merito al colore che non solo il colore sembra diventare nero durante la retroflessione, questo dimostrerebbe che si tratta semplicemente di un controluce, ma che l'altro braccio sembra essere bianco. Quindi conta di più un'altezza o il colore di un uomo che ha un braccio bianco e uno nero? Passi sull'acqua, passi nel vento, un meneggiere che il tempo non sposta, oggi e domani, ieri
passi adesso, chi può dire dove finisce il sentiero? Passi che restano, passi che tornano, amanti o stranieri, la strada è la stessa. Passi che sfiorano, passi che chiamano, 40 anni o ieri è uguale se vivi. Voci lontane, luci nascoste, ombre dipinte sui muri del giorno, parole incerte, passi nel buio, senza domande, senza risposte. Passi che restano, passi che tornano, amanti o stranieri, la strada è la stessa. Passi che sfiorano, passi che chiamano, amanti o stranieri, la strada è la stessa. Passi che sfiorano, passi che chiamano, 40 anni o ieri è uguale se vivi. Che tornano, amanti o stranieri, la strada è la stessa. Passi che sfiorano, passi che chiamano, una traccia nell'aria, un battito solo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.